Sindaco, una manifestazione sempre in crescendo che vede Real Monte al centro del vino. Vedere Real Monte al centro del vino, e questo ci fa piacere. Una manifestazione in crescendo, è partita 5 anni fa, questa è la quinta edizione, è andata bene fin dall'inizio. Il primo anno già fu un successo che si è ripetuto negli anni, e quest'anno, a giudicare dalle macchine che sono fuori e dalle presenze che vedo qua, vedo che è stato veramente anche quest'anno un grossissimo successo. Questo ci inorgoglisce, il fatto che gli organizzatori delle manifestazioni abbiano scelto Real Monte, il ristorante Madison che si affaccia sulla Scala dei Turchi e su Caporossello. Questa cosa ci inorgoglisce e ci rende felici. Speriamo 1000 di queste manifestazioni, tra l'altro su un argomento importante che è quello del vino, sia per l'immagine che dà della Sicilia, ma anche per i numeri che sono consistenti. Credo che la produzione di vino della Sicilia rispetto al resto d'Italia sia intorno al 10%. Poi leggevo che ci stiamo affermando anche come vitigni che vengono coltivati con ciclo biologico, e questa cosa è una cosa veramente molto bella. So che lei è un produttore anche di vino. Io sono un minuscolo produttore che fa il vino per se stesso, veramente quando nei primi anni di sindacatura un po' di più, adesso un po' meno, però ancora riesco a fare il vino per la mia famiglia e per il nostro consumo, e tutti i giorni bevo il mio vino, un vino rigorosamente rosso, a differenza delle bollicine di questa sera. Un'anticipazione sulla prossima stagione estiva che so che state già preparando, quanto prima la presenterete alla stampa? Ma la prossima stagione estiva, che già è in corso, stiamo organizzando degli eventi che saranno nel teatro di Costa Bianca, che è più che altro teatro, poi una serie di manifestazioni o di incontri che ci saranno in paese tutte le settimane, una volta a settimana, mi pare mercoledì, però non so. Visiti il Real Monte, quindi ci sarà una volta alla settimana, e poi ci saranno a breve 3 incontri che vertono sulla musica, diciamo jazz, che saranno proprio entro i primi 15 di luglio, mi pare 11, 12 e 13 luglio, una cosa di questo genere. E quindi ci stiamo lavorando, a breve ci saranno i manifesti e i volantini.